Viadotto Morandi sì, viadotto Morandi no, un appassionato dibattito si è aperto da qualche mese in città sull'ipotesi di un eventuale abbattimento della struttura, il cui costo per la sua ristrutturazione e messa in sicurezza si aggirerebbe sui 30 milioni di euro. C'è chi lo vuole mantenere per via della viabilità con le zone periferiche, chi per abbatterlo in modo da liberare la città da questa immagine negativa che suscita il ponte, chi invece cerca nuove possibilità di transiti con vie alternative in modo da non creare problemi di traffico e nel contempo eliminarlo. Sentiamo in merito l'opinione del sindaco della città di Agrigento, Calogero Firetto. Noi abbiamo chiesto all'ANAS una cosa molto semplice. Il costo dell'intervento, ci viene detto dall'ANAS, è di 30 milioni di euro. La gara che si lancia vedrà il suo perfezionamento in estate, quindi alla fine dell'estate si dovrebbe sapere chi è che interviene sul viadotto Acragas. Dopodiché ci vogliono 3 anni per poterlo riaprire. Allora la domanda di un buon amministratore o comunque di un cittadino che abbia un minimo di buonsenso è questa. Ci abbiamo chiesto all'ANAS, su questo orizzonte temporale è possibile immaginare, va fatta questo tipo di domanda, una viabilità che sia alternativa al ponte, una viabilità a raso che abbia pari efficacia di tempi di percorrenza soprattutto, di raggiungimento da quella che è la parte ovest della provincia verso la nostra città e soprattutto abbia anche una condizione di costo che sia percorribile. Se la risposta dovesse essere affermativa in base agli studi che stanno facendo, probabilmente si realizzerebbero alcune cose. Si realizzerebbe intanto l'aver tolto quello che è stato per tanti anni il simbolo dell'abusivismo della città, perché piuttosto che parlare di case che aggredivano la valle, che non c'erano, le immagini che più delle volte si facevano vedere erano due. Uno, quel teleobiettivo schiacciato sulla città che faceva vedere le case di via Manzoni e via Dante, e l'altro era obiettivamente questo ponte, questo viadotto che passava sulla necropoli. E allora, se questo fosse possibile, si realizzerebbero insieme diverse cose. L'altro limite è che certamente non lo imponiamo noi, lo imporrà l'ANAS, che tutto questo avvenga all'interno e comunque al di sotto dei limiti del budget. Pare che questo sia assolutamente superato. La via fondamentale è che ci sia davvero, considerando le condizioni orografiche, una via di comunicazione che abbia la stessa efficacia. Ultima chiosa, il ponte è stato concepito 60 anni fa. Fai le manutenzioni, una volta fatte le manutenzioni, fra 10 anni, 15 anni, chi ci dice che il tema non si riproponga? Lo richiediamo per altri 3 anni. Allora credo che la collettività agrigentina abbia il dovere di porsi in questo momento la questione e farlo seguendo la via che sia la più congruente rispetto agli interessi della città.